A quel tempo Gianfranco Comise Proprio io. era uno schiavo del faraone, Sta dicendo. costretto a costruire le piramidi. Ma no. Allora un giorno si erse in tutta la sua altezza minchione su un masso, guardò il suo popolo e disse: popolo, seguimi e te porterò in discoteca. Si chiamava Padre Testai questo, Padre Testai era un personaggio un po' strano che in realtà esiste davvero, che io rendevo strano, perché è un prete che esiste e che quando fa le omelie parla seriamente con questa voce. A quel tempo c'è un po' di no, capisci, ci mette quegli intercalari. A quel tempo Gesù disse a Pietro, questa era la comunione di la cresima di mia cognata, E lui parlava in questo modo. Lui parlava in questo modo durante Bellissimo. l'omelia, disse: a quel tempo Gesù disse a Pietro, perché non butti le reti dal lato sinistro? No. Pietro guardò il Signore e gli disse: sognorozzo, proprio così, ma so già sull'11, indicandosi il polso. Sull'11 e mezza. Ma calare che oramai scapolamo. Hai capito? Cioè lui parla in questo modo per rendere modo da anche far capire, più esatto, sì. per rendere più fruibile a tutti, anche a quelli più disattenti, li incuriosisce parlando in questo modo della parola. E quindi insomma era un personaggio che mi restò un po' così impresso e ne venne fuori anche un personaggio di Alla Catalla.